dicevo, sono qua a Malta e sono molto contento di essere qua a Malta perché è una terra a cui voglio bene. Ho imparato ad apprezzarla, io vengo da un'isola, l'isola è la mia terra, l'isola della Sardegna, e con Malta abbiamo tra l'altro un collegamento con Air Malta che ferma proprio a Cagliari. Allora con i sindacati, in particolare con tutta questa comunità, abbiamo creato un progetto. Il progetto è contribuire, con tutto il rispetto per l'ambiente medico maltese che so di essere di grande qualità, ma contribuire anche noi ad aiutare i lavoratori per poter avere un servizio migliore. Quello che noi pensavamo di fare è, diciamo così, considerare che nel DNA nostro, come struttura, come società, c'è un DNA odontoiatrico, ma anche un DNA medico. Noi lavoriamo in questo settore da circa 40 anni e praticamente abbiamo considerato e pensato che il migliore modo per creare questa nostra attività è soprattutto la prevenzione, una rapida e precoce diagnosi e accurata diagnosi, un uso di tecnologie avanzate e di alta qualità, delle terapie quindi efficienti, una considerazione importante per la psicologia e quindi una considerazione importante per l'estetica, perché tutti vogliamo essere più belli, tutti vogliamo essere quindi anche più accettati dagli altri, e non ultimo ma non ultimo, un accurato follow up. Questa l'abbiamo presa da una pubblicazione maltese. Ci fa vedere che a Malta la media della vita è addirittura più alta della media della vita degli europei, quindi vuol dire che a Malta si sta bene, si vive bene, la salute è ben controllata, ma la salute dei denti quanto è controllata a Malta? Per una nostra analisi rapida abbiamo visto che effettivamente molti maltesi hanno problemi sia di estetica che dentali, forse perché c'è una poca considerazione di questo? Io penso di no, io penso che sia dovuto soprattutto alla difficoltà per molti di adire, quindi di arrivare a farsi curare tranquillamente, velocemente e farsi curare bene. Malta ha tutta una serie di problemi, cioè la seconda in Europa per quanto riguarda l'obesità, ha una discreta percentuale purtroppo di cancro della bocca, di cancro quindi orale, e io vorrei lanciare anche un messaggio per i giovani. Una importante quantità di persone giovani va incontro a un cancro orale o delle precancerosi perché fuma e beve nello stesso tempo. Quindi ai giovani un messaggio importante: state attenti a non fumare e non bere, perché contemporaneamente questo è come una miscela esplosiva. Noi per esempio possiamo considerare altre cose. Noi abbiamo collaborato con la comunità di San Patrignano facendo uno scraping. Noi riusciamo a vedere qual è il sottotipo di HPV, per esempio di gene di HPV, che è presente nella bocca di tante persone, e quindi in tante persone sappiamo che per esempio alcuni sono più pericolosi. Il numero 16 e il numero 18 possono portare a un carcinoma uterino, per esempio. Si fa una prevenzione, quindi noi attraverso uno scraping della bocca, quindi del cavo orale, possiamo riuscire a contribuire a diminuire questo importante rischio per le persone. Quindi daremo tutta una serie di servizi odontoiatrici, d'accordo, ma abbiamo detto anche la postura, la litosi, il laser, tutta una serie di situazioni un po' particolari, la prevenzione a cui noi teniamo molto. Pertanto noi abbiamo incominciato a mettere il primo centro al centro di Malta, St. Juan, mi sembra che sia abbastanza centrale, è vicino a Najar Road in Tric Carmen Maldia. Poi a breve metteremo un secondo centro nella zona della Cotonera, a cui noi siamo affezionati particolarmente per un motivo storico. A me piace la storia, mi piacciono i cavalieri, mi piace Malta, e quindi anche lì sarà un modo per cercare di renderci utili tutti
ha un progetto comune, il progetto del sindacato e il progetto di questa bella bandiera bianca e rossa.